Villa Draghi sorge sulle pendici del Monte Alto, sopra un piccolo poggio ad ovest dell'abitato di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, e grazie al suo stile neogotico ed il grande parco romantico, rappresenta l'ultima testimonianza della civiltà della Villa Veneta. L'edificio, come lo vediamo oggi, è un'elegante villa costruita tra il 1848 ed il 1850 da Pietro Scapin. Al suo posto, nel Seicento, si trovava la casa di villeggiatura del veneziano Alvise Lucadello, un facoltoso contabile a servizio del governo della Serenissima. Passato in seguito di proprietà alla famiglia Donati, l'immobile seicentesco fu poi acquistato dallo Scapin, il quale, trovando la villa in uno stato di grave decadimento, decise di demolirla e di riedificarla. La nuova costruzione si è in buona parte conservata e da oltre un secolo non è più conosciuta con il nome dell'antico proprietario, ma viene chiamata Villa Draghi, con riferimento alla famiglia che ne è stata proprietaria dal 1874 al 1965. Villa Draghi è un palazzetto a pianta quadrata che si sviluppa su due piani e presenta un'architettura in stile neogotico il cui tratto maggiormente distintivo è l'elegante merlatura a coda di rondine sulla sommità. Un elemento decorativo che si ispira al famoso Palazzo Ducale di Venezia e che troviamo in altri immobili presenti sui colli Euganei, ad esempio nelle poco lontane Villa Zadra a Torreglia e Villa Selvatico a Battaglia Terme. L'edificio, in posizione senz'altro privilegiata, è dotato di una magnifica terrazza e di un piazzale da cui si gode una magnifica veduta della città termale e dei dintorni. La proprietà comprende inoltre un vasto parco di circa 30 ettari e parte del bosco che ricopre il colle sovrastante, da cui partono alcuni sentieri escursionistici di notevole interesse sia paesaggistico che naturalistico. L'interno di Villa Draghi è spoglio. Non resta quasi più traccia dell'arredo e dell'antica decorazione, che doveva essere molto sfarzosa e ricca. Gli ultimi proprietari privati, a causa di una situazione finanziaria difficile e controversie testamentarie, hanno alienato tutto il mobilio e venduto qualsiasi elemento decorativo asportabile dalla villa. È seguito poi un lungo periodo di abbandono prima dell'acquisizione nel 1972 da parte dell'amministrazione comunale, che a sua volta ha protratto nel tempo l'esecuzione dei lavori di restauro, che si sono conclusi pochi anni fa. Oggi le sale di questa splendida struttura sono utilizzate per conferenze ed eventi culturali. Ci prepariamo ad affrontare la parte più difficile dell'indagine. Il piano della realtà fisica si spalanca sul mondo dell'ignoto. Ancora una volta le ombre della notte scendono sui nostri passi. Sarà una lunga notte di attesa. Visto che ti piaceva la musica, abbiamo pensato di metterti una, sì, una musica. Una ballata. Non servono musicisti adesso.
e ci può eventualmente rispondere attraverso queste onde radio. Siamo qui questa sera per la nostra indagine e come sempre vi chiedo se c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando e ci vuole rispondere. Ci siete? C'è qualcuno di voi? È presente qualcuno di voi questa sera qui? Un momento qua dentro nella villa? In quanti siamo? Devo cambiare frequenza o va bene così? C'è un insieme di voci. No, fai sentire la voce di Baci, quella sotto maschile, in fondo. Avete sentito la voce maschile? Sembrava stile Baci. Una bambina. Un bambino piccolo. Ah, Non so se hai sentito. sentito? È radio? Sì. Certo, bambino in radio. Difficile. Una Un bambina. bambino piccolo. Ah, Non so se hai sentito. una Un bambina. bambino piccolo. Ah, Non so se hai sentito. C'è una bambina o un bambino che ci sta parlando? prego. Chi sei che ci stai parlando? Hai un messaggio per noi? Od Aspre. (1848) Radetzky, l'Austria. Erianti austriaco, ovvero Scapin Pietro. Quindi la musica che abbiamo sentito dovrebbe averti dato fastidio? Sai cos'era? Era la marcia del Radetzky quella? Oppure ti nascondi?